C'era attesa per la seduta di questa sera del Consiglio Comunale, aliquote Tase IMU, però ancora non c'è l'accordo, non c'è l'intesa tra il Consiglio Comunale e l'Ufficio di Ragioneria, allora se ne discuterà domani in sede di conferenza di capigruppo. Sì, intanto una prima apertura c'è stata, quello che abbiamo chiesto come Consiglio, gli uffici finanziari hanno già migliorato la proposta che avevano precedentemente presentato. Io ho avuto un incontro col commissario che mi ha dato ampia disponibilità a far sì che le richieste dei consiglieri vengano approvate dagli uffici. Siccome ancora questa sera c'era ancora qualche cosa da limare e preparare sempre per fare dell'agevolazione ai cittadini, quindi abbiamo preferito stasera parlare di altro. Domani mattina io ho convocato urgentemente una riunione con i capigruppo e con tutti i consiglieri che vogliono partecipare per far sì che venerdì possiamo trovare la quadra e poter votare queste aliquote che ci hanno proposto gli uffici. Resta da limare la vicenda che riguarda il comodato d'uso. Sì, è chiaro, perché gli uffici ci avevano proposto fino a una certa aliquota catastale, però i consiglieri, sempre per l'interesse dei cittadini, vogliono alzarla questa aliquota e quindi dobbiamo trovare un accordo con gli uffici, perché a ogni innalzamento di aliquota corrisponde un mancato introito del Comune. Bisogna trovare i soldi, insomma. Sì, però il ragioniere intanto ci diceva che a fine mese ci porterà il bilancio e non c'è più quel disavanzo che si paventava, quindi già è un passo molto ma molto importante. Fino a una settimana fa c'era un segno negativo di 2.300.000 euro, adesso il bilancio è in pareggio, insomma già si parte su una base positiva. Ma infatti dall'incontro fatto con il commissario proprio mi diceva questo e vogliamo vedere le carte, però è già un passo molto ma molto importante. Lei ha parlato con il commissario Giammanco, cosa le ha detto? Io ho parlato di questo, l'ho trovata molto disponibilissima e pronta a lavorare per il bene della città, e abbiamo parlato anche di altro, di PRG e tutte le problematiche. L'ho trovato, sono rimasto soddisfatto dall'incontro avuto con il commissario. Lei questa sera ha criticato l'assenza dei vigili urbani in aula. Sì, è stata comunque una presa di posizione anche per rispetto dell'istituzione. Forse c'è stato un disguido, non lo so, il comandante sta provvedendo immediatamente, però non devono succedere queste cose.